Giornata di mobilitazione nazionale per i tassisti che nel corso dell'assemblea online organizzata da Confartigianato Taxi Veneto hanno raccolto le loro istanze che in tarda mattinata ogni associazione provinciale ha presentato al proprio prefetto. Anche a Treviso una delegazione ha incontrato il prefetto Laganà per illustrare le richieste da far arrivare al governo. Un sostegno economico adeguato perché i nostri ristori sono arrivati pochi e molto discontinui. La sospensione delle proroghe dei mutui e dei leasing, molti nostri colleghi hanno dei leasing. Un anno bianco fiscale anche perché non abbiamo guadagnato niente, pagare le tasse su quello che non abbiamo guadagnato, e così l'esenzione dall'IRAP e dall'INAIL. Un eco bonus per l'acquisto delle auto elettriche, la reintroduzione della detassazione delle accise sui carburanti. E a proposito del voucher tax istituito per accompagnare i cittadini nei punti vaccinali dai tassisti, un'ulteriore richiesta. Un ampliamento della base in modo che molte più persone possano usufruire di questi voucher per il personale. Ma i tassisti guardano con moderata fiducia ai prossimi mesi. Sperando tanto dall'aeroporto, dalla riapertura dell'aeroporto dai primi di giugno. Sicuramente le vaccinazioni stanno dando una mano alla situazione economica e vedremo secondo me dopo l'estate si comincerà a ripartire.